Li stavano tenendo d'occhio, poi hanno atteso il momento migliore per bloccargli la strada. Due rapinatori violenti ed aggressivi hanno sbarrato la via a due studenti minorenni, entrambi diciassettenni. Li hanno minacciati, volevano il portafoglio e i loro zainetti. È accaduto a Castelfranco, in viale Brigata Cesare Battisti. Le vittime, che stavano rientrando a casa al termine delle lezioni scolastiche, hanno tentato di opporsi, ma i due rapinatori hanno strappato lo zaino dalle spalle di un giovane e hanno costretto l'altro a consegnargli il portafoglio. A poca distanza, ad accorgersi di quanto stava accadendo, una pattuglia della polizia locale intenta nei controlli fuori dalle scuole. Gli agenti hanno visto la scena e sono subito intervenuti. I malviventi, anch'essi giovani, poco più che ventenni alla vista delle forze dell'ordine, si sono dati alla fuga. Inseguiti a piedi dalla polizia locale hanno gettato a terra il bottino, subito recuperato. I rapinatori si sono poi dileguati facendo perdere le tracce. La polizia locale ha riconsegnato lo zaino e il portafoglio agli studenti che, ancora sotto shock, hanno raccontato quanto accaduto ed è in corso l'attività di indagine da parte del comando di Via Venale. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, fondamentali i controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone considerate più a rischio all'esterno degli istituti scolastici, nei pressi delle stazioni delle corriere e nelle fermate dei bus, dove episodi come questi di aggressioni e rapine sono frequenti. La polizia locale continuerà a sorvegliare queste aree per garantire l'incolumità degli studenti e la sicurezza di tutti i cittadini.